Leggere tutti insieme appassionatamente, riscoprendo quella vocazione letteraria che insita nella storia d'Italia e del Veneto. Il Veneto Legge, l'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura della Regione in collaborazione con la rete delle biblioteche e l'Ufficio Scolastico Regionale, che propone un ricco programma di momenti dedicati alla lettura di gruppo ad alta voce. Momento finale, la maratona del 29 settembre. Librofori per l'occasione alcuni scrittori veneti affermati nel panorama nazionale ed internazionale. Con queste ali volavo e vedevo la vita con più capacità critica, con più sentimento, con meno ragione e più sentimento, come direbbe la mia amata Jane Austen, scrittrice da sempre mia preferita. Quindi lettura, mannaggia, certo che sì, ci rende migliori, ci rende liberi, ci rende empatici. Leggere le vite degli altri attraverso un libro vuol dire immedesimarsi vuol dire mettersi nelle scarpe di quella persona. Questo aumenta la nostra capacità empatica, è innegabile. Oltretutto è bello stare a fianco di persone che leggono molto, perché anche la lettura passiva fa molto bene, perché uno, per imitazione, per la teoria dello specchio, se stai nel tram e vedi quello di fronte a te che legge, cominci a guardare, no, capita a tutti la copertina, cosa sta leggendo, inevitabilmente scatta l'emulazione. Quindi contaminiamoci, contagiamoci, facciamo che questo virus ci colpisca tutti. Quanto l'uso della rete ci ha riportato alla lettura, perché inevitabilmente leggiamo, che poi non si legga la carta, però inevitabilmente bisogna rileggere, bisogna anche imparare a scrivere, la grammatica non perdona anche se si vedono certi svarioni, quindi quanto la rete può diventare uno strumento che in qualche modo ha riabilitato, no? La lettura come azione non solo più elitaria, esclusiva. Guarda, moltissimo, ti faccio un esempio un po' personale ma che rende un po' l'idea. La mia nipote adolescente ha cominciato a leggere alcuni romanzi che lei considerava un po' noiosi perché dell'Ottocento, perché vedeva sui social, su Facebook, le sue amiche, su Instagram, delle frasi tratte da quei romanzi lì. E quindi inevitabilmente scatta la curiosità quando tu vedi una frase che ti colpisce in qualche maniera. Che ne so, mi viene in mente una frase di Jane Austen che io amo molto, no? Che dice, è tratto da Emma, le sciocchezze smettono di essere tali se compiute da persone di giudizio. La mia è stata colpita da quella frase, dice ma dove l'hanno presa? È andata a vedersi il libro e Jane Austen ha colpito anche lei, ma questo per tutti, non so, penso alle frasi dei filosofi. Ci sono moltissimi, specialmente ragazzi giovani che non avevano pratica con la filosofia, che hanno cominciato a leggere le opere dei greci perché vedevano delle frasi sui social. E questo, ben vengano i social, se poi qualche strafalcione magari possiamo evitarlo, però se il risultato è avvicinare alla lettura, ma ben venga anche lo strafalcione. Tu mi hai citato i classici, no? E qual è la produzione letteraria contemporanea? Perché tutti scrivono, ma il livello qual è? Forse anche il fatto che tutti scrivano facilita che tutti leggano. Purtroppo no, è vero che molte persone scrivono, dovremmo fare in modo che ci siano sempre più persone che leggono in qualunque modo, anche attraverso una maratona di lettura, anche attraverso far passare il messaggio che chi legge è figo, perché chi legge è figo, bisogna andare. Ma non è così? Certo che è così, ma dobbiamo farlo passare a tutti, perché non so, mi viene in mente, se si va all'estero, Francia, ma specialmente nel nord Europa, è normale vedere sui mezzi persone con un libro. Noi qua vediamo persone con uno smartphone. Non lo so, magari adesso sto giudicando anzitempo, magari stanno leggendo un ebook. Però dobbiamo fare in modo che anche da noi sia normale vedere gente con un libro, perché quelli con i libri sono fighi, sono alla moda e sono persone di una certa classe. Tu parlavi di storie, no? Leggere le vite degli altri, però lo sappiamo, quando si scrive un libro si prende spunto da una vita e il vero libro nasce quando hai decantato, no? Gli elementi biografici ed autobiografici e diventa letteratura, diventa una riflessione, come dicevi tu, letteraria e filosofica. Certo, diventa una riflessione assolutamente, ma i classici che ci inseriscono nella contemporaneità paradossalmente, perché ciò che è nel passato è quello che è nel futuro, voglio dire, chi non riconosce il suo passato non sarà in grado neanche di leggere il presente e tantomeno di immaginare un futuro, quindi a maggior ragione ancora la lettura dei classici. Se poi
la lettura dei classici è associata anche alla lettura di romanzi contemporanei, di saggi, di qualunque cosa. Va benissimo, oggi mi chiedevi la produzione contemporanea, vedo che sono molto amati, è molto amato il genere giallo, ma va benissimo. Qualunque tipo di romanzo, voglio dire, Simenon ha scritto dei gialli fantastici. Attraverso la lettura dei gialli ci si può avvicinare alla lettura e ci si può innamorare del libro. A cosa stai lavorando adesso? Adesso sto lavorando a appunto un giallo, perché mi sono innamorata dei miei seriali, quelli dell'Ikea, Lo Perfido e Co. Me ne sono innamorata, sono diventati dei membri della mia famiglia e quindi non li voglio abbandonare. E sto pensando a un romanzo ambientato proprio a Venezia, tra Padova e Venezia, dove c'è un assassinio e si scoprirà che anche Venezia ha il suo fascino da giallo e da noir. Che cosa significa a scuola questa iniziativa? È un'opportunità che viene offerta dalla Regione in collaborazione col Presidente regionale dell'Associazione Biblioteche Italiane e con l'Ufficio Scolastico Regionale, e si offre la possibilità alle scuole anche di avvalersi di esperti per organizzare dei momenti anche di approfondimento della letteratura veneta o dei libri che parlano del Veneto. È una scelta che le scuole possono fare liberamente e che si inserisce perfettamente nel curricolo scolastico, e poi c'è questo momento partecipativo dove gli studenti devono diventare anche protagonisti di lettura e soprattutto diventare promotori anche della lettura, e si va un po' in controtendenza, no? Nell'era digitale dove gli studenti sono abituati ad usare smartphone, internet, quindi c'è una dimenticanza della fatica, della memoria, ed è veramente negativo perché si perde quella capacità di rielaborazione del pensiero degli altri, e quindi ecco, secondo noi un bambino che legge sarà un adulto che pensa. E questo è molto confortante. Speriamo. Andrea Molesini, finalmente si promuove la lettura. Sì, un'ottima idea, perché la lettura è un modo di inventare la propria libertà, di ampliare, parlo soprattutto per i giovani ovviamente, il proprio linguaggio, e non va dimenticato, come disse Wittgenstein, che i limiti del mio mondo sono i limiti del mio linguaggio, cioè mi correggo, i limiti del mio linguaggio sono quelli del mio mondo. Fin là dove arriva la precisione del mio lessico e della mia sintassi, là c'è il mondo conosciuto, oltre Ixud Leones, c'è il nulla, i barbari, i balbuzienti, ecco, come li chiamavano i greci. Quindi leggere vale la pena, costa fatica perché bisogna riflettere ovviamente, ma è il modo per inventare il proprio mondo, immagazzinare milioni di idee, di immagini, di frasi, di musica, diciamo, che nella lingua si deposita a poco, e consiglio ai ragazzi: non leggete solo cose contemporanee ma anche cose del passato, perché del lontano passato, anche perché ricordiamoci che il linguaggio è un animale complesso, molto articolato, che si evolve in continuazione, non è mai data la lingua, però non è mai patrimonio di un solo uomo, viene sempre ereditato, non lo impariamo dalla mamma in culla, si può dire, parlando, e dobbiamo trasmetterlo e arricchirlo, ciascuno per proprio conto, quella sua piccola goccia che permette alla tradizione di camminare, di espandersi e di diventare sempre più solida e più ricca, insomma. Lei sottolinea l'importanza del linguaggio, però c'è anche il linguaggio che sa esprimere, sa raccontare, fa meditare, perché è importante leggere qualsiasi cosa, o sapere anche distinguere, leggendo, quello che arricchisce e quello che invece vale la pena di chiudere. Beh, ma questo purtroppo ogni lettore è un giudice assoluto, deve decidere lui quello che vale o non vale per lui, perché lo stesso libro letto in un certo momento della vita può non piacere, 10 anni dopo può essere meraviglioso, e anche viceversa ovviamente, perché siamo noi che cambiamo. Comunque il libro esiste quando lo leggiamo, questa è la verità, e nel leggerlo ciascun lettore è come una nave perduta nell'oceano che deve scoprire la rotta, deve inventare la propria rotta, deve capire cosa gli serve, diciamo, cosa mettere da parte nella memoria. Certo, non dimentichiamoci
che la parola è un suono e il suono, per essere compreso, decifrato, ha bisogno della vigilanza della memoria, e oggi la lettura è un po' in difficoltà, anche perché la memoria è una qualità della mente che viene trascurata, non viene allenata, e quindi si fa fatica a leggere libri lunghi che richiedono memoria, eccetera. Ma un libro come una sinfonia, per essere compreso, ha bisogno della memoria, perché è suono innanzitutto, e non dimentichiamoci di questo aspetto, perché a volte si pensa, visto che si legge, è scritto, quasi che sia, ci si dimentica un po' che è un suono, che è una musica meravigliosa. Ecco, per scoprire e imparare a gioire di questa meraviglia ci vuole anche esercizio e allenamento. Ai ragazzi dico: leggete molto, più che potete, anche robaccia, non importa, intanto leggete, poi piano piano distinguerete quello che fa più riflettere, quello che è più difficile, quello che all'inizio può sembrare più respingente, anche più antipatico, probabilmente è proprio là che c'è un seme che feconderà qualcosa in voi. Come si diventa bestseller? Fortuna. Come tutto nella vita c'è una combinazione di talento, di duro lavoro e anche di fortuna. Qual è il suo lavoro a cui sta lavorando in questo momento? Sto scrivendo un romanzo, ma sono ancora agli inizi, è meglio se non ne parlo. Venezia è una fonte infinita di ispirazione per i romanzi. Si legge, però bisogna anche scrivere. Come si deve scrivere per essere letti? Questa è una domanda difficile. Io credo che la formula ideale non esista, dipende da chi scrive e da quello che ha ovviamente nel cuore prima ancora che nella testa. Io credo che si debba scrivere di cose che si conoscono, fermo restando lo spazio per l'invenzione, per la fantasia. E bisogna scrivere. Saba parlava di poesia onesta e poesia disonesta, ma si può più in generale estendere il concetto a scrittura onesta e scrittura disonesta. Onesta vuol dire che assomiglia a quello che sei. Ecco, io credo che venga fuori una buona cosa se scrivi in modo affine al tuo essere, al tuo sentire e al tuo ragionare. Voi che siete degli scrittori affermati, siete librofori in questo frangente, quindi quanto è importante appunto che ci sia un contatto diretto anche con l'autore, non solo con il libro? Credo che sia importante proprio per quello che ho appena detto, cioè se la scrittura è onesta assomiglia a chi scrive. Poi è una curiosità del lettore di solito trovare delle note autobiografiche nei libri. Questa è una curiosità divertente, ma non è necessaria. Questa maratona? Questa maratona è un'iniziativa stupenda. Io dicevo adesso all'assessore Corazzari, sono entusiasta perché da decenni io predico la dottrina della lettura a voce alta e la opero anche. Ho lavorato alla radio, ho letto tanti romanzi a voce alta per chi non poteva leggere, ho fatto cicli di lettura ad alta voce, quindi è una cosa che ritengo formidabile e viva. Che cosa dà la lettura? Da lievito per la testa e anche per il cuore, credo. È vero che più si legge più si sa scrivere? Magari fosse così, perché grandi lettori scrivono in modo atroce, però diciamo che in generale è un circolo virtuoso. Lei che cosa ha nel cassetto in questo momento? Sebald. Sebald è il mio autore di riferimento, lo leggo, lo rileggo, straordinario. E cosa sta scrivendo? Sto scrivendo la storia di una casa veneziana. Quanto Venezia è importante che venga raccontata nei romanzi, nella letteratura? Ma guardi, per me è fondamentale, io sono veneziana e ho bisogno di sfatare il mito di Venezia, proprio di smetterla di pensare a Venezia come questo luogo di morte o come questo luogo di bellezza assoluta. È un luogo e come tutti i luoghi è pieno di contraddizioni, quindi credo che abbia bisogno di essere raccontata. Di onestà, come diceva prima. Già. Una maratona di lettura, tu con lo scrivere, con il leggere, ci lavori, ci vivi? Ma sì, da un po' di anni oltre a scrivere libri faccio questo festival che si chiama Rovigo Racconta, una scuola di scrittura, e penso che oggi come non mai
sia lo scrivere ma soprattutto il leggere, no? C'è qualcuno che diceva che prima di scrivere una parola bisogna leggerne 1000, sia fondamentale. Siamo in un mondo che corre così veloce e tutti noi abbiamo bisogno di fermarci, sia le persone che hanno la mia età, quasi 40 anni, o i ragazzi che ne hanno 10, abbiamo bisogno di fermarci e di aprire delle finestre su quella che è la nostra piccola stanza e guardare al di fuori. Penso che sia fondamentale fermarci a leggere, questa iniziativa della Regione Veneto è straordinaria. Senti, che cosa bisogna scrivere perché i giovani leggano? Perché prima sentivo autori un po' più grandi di te che parlavano dei grandi classici che sono sempre comunque intramontabili, oppure bisogna anche imparare a leggere il contemporaneo che un domani sarà un classico? Ma io credo che uno scrittore, quando si mette al tavolino nella sua stanzetta, fa il libro che forse lui vorrebbe leggere. La bellezza e il consiglio che do sempre è di andare in libreria o di andare in biblioteca, come in questo caso, e di farsi conquistare da un libro, come diceva Calvino. Ci sono tantissimi libri e sicuramente ogni lettore ha il suo libro e viceversa. Il fatto che sei tra i librofori che vengono proposti in questa maratona ti lusinga, insomma, vuol dire riconoscimento all'attività dello scrittore, a chi si occupa di scrittura e di lettura anche ad alta voce, un valore in questa società che insomma non sempre ha avuto attenzione per la cultura, se non una parte della società. Oggi sembra un discorso, va di moda leggere, mi sembra di dire. Oggi sta tornando molto di moda, ma io sono molto onorato di partecipare a questo progetto perché quando mi hanno scelto, quando mi hanno chiamato dalla Regione Veneto, ho immediatamente detto di sì. Credo che l'abitudine alla lettura debba essere coltivata da piccoli e bisogna che ci siano anche delle persone, delle realtà che fanno scoprire la meraviglia di leggere dei libri, e credo che questa iniziativa sia qualcosa di straordinario, e quindi mi impegnerò anche nella mia provincia, nella mia città, come faranno gli altri scrittori, per divulgarla e creare qualche evento. Quindi la lettura ad alta voce, la lettura condivisa fa entrare nella piacevolezza della lettura. Beh, se pensiamo che adesso in America, e quindi arriverà da noi tra qualche anno, i reading fanno migliaia di persone, c'è una riscoperta anche della lettura orale, e quindi questo progetto anticipa forse una tendenza che arriverà in Italia tra qualche annetto. Questa operazione, no, che coinvolge non solo la lettura ma anche tutte le espressioni culturali, che cosa significa per voi giovani? Beh, per noi giovani è importantissimo che ci sia qualcuno che promuove la cultura, perché appunto la cultura è la base di tutto e ci aiuta in molti ambiti, nel lavoro ma anche nella vita stessa, e perciò iniziative come questa, il Veneto Legge, sono davvero importanti per noi giovani. Annoia leggere o appassiona? Beh, dipende ovviamente sempre il genere che si legge e se quello che leggiamo ci appassiona, però comunque ogni cosa penso ci fa crescere in qualche modo, anche se non ci piace, però in un libro c'è sempre una risposta, c'è sempre un qualcosa che comunque resta impresso in ognuno di noi. Quanto è importante che ci sia un adulto, forse qualcuno che conosce già il libro, oppure quanto è importante anche leggere insieme un libro a voce alta, no? Che si è più attenti o magari per scoprire insieme una realtà e capirla. Beh, penso che condividere i libri con persone adulte magari dà dei punti di vista diversi di una stessa cosa, perché comunque ognuno di noi è una persona diversa e perciò ognuno ha la propria prospettiva delle cose. E io penso che i miei professori mi hanno aiutato tantissimo a scoprire dei nuovi libri e vederli sotto un'altra luce, e appunto ogni cosa fa crescere noi giovani, perché è quello appunto di cui abbiamo bisogno. La lettura a voce alta diventa teatro, diventa musica, diventa recitazione, diventa mimica, quindi diventa una multimedialità con le tecniche antiche che poi possono trasporsi anche nel digitale? Sì, certo, parte tutto quanto dal teatro per poi trasformarsi in musica, appunto, e leggere tanto appunto per noi musicisti aiuta tantissimo anche per scrivere i nostri brani, per esprimerci al meglio, perché ogni parola ha un proprio significato e ogni cosa deve essere detta in una maniera che appunto ci esprima al meglio. Meglio un libro di carta o per voi giovani un ebook? Gli ebook sono un'alternativa valida, devo dire, però io personalmente preferisco il libro di carta.